when I see your face. L'importanza della sostenibilità come strumento strategico per progettare ed erogare servizi di pubblica utilità. Se ne è parlato venerdì 15 marzo a Treviso nella tavola rotonda organizzata da Conf Servizi Veneto, in cui è emerso che c'è sempre più consapevolezza e senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente e della comunità. Quasi tutte le nostre società si sono avviate a redigere i bilanci di sostenibilità. Perché? Perché sostenibilità significa misurarsi per potersi migliorare. Il bilancio di sostenibilità consente appunto di individuare una serie di indici che consentono a chi deve prendere le decisioni di fornire servizi quanto più sostenibili possibili. Coniugare competitività e sostenibilità è possibile, si può dunque fare business senza mai dimenticare l'ambiente e il benessere delle persone. Anzi, la sostenibilità diventa un driver strategico per innovare e migliorare. ETRA è impegnata da parecchi anni nella sostenibilità ambientale, direi ormai dalle sue origini, quindi dal 2006. Ogni anno peraltro viene pubblicato e reso quindi alla portata di tutti il bilancio di sostenibilità, che è un po' una rendicontazione delle attività che annualmente vengono svolte, un appuntamento atteso ogni volta che approviamo il bilancio. Il bilancio di sostenibilità è quello strumento che consente di rapportare la società con tutto il territorio. Nel nostro bilancio di sostenibilità abbiamo messo in evidenza un aspetto importante, che è quello di un miglioramento del nostro parco mezzi, quindi acquisto di mezzi sostenibili, mezzi a metano piuttosto che elettrici. Voi ricordate che abbiamo una linea a Treviso completamente con autobus elettrici, quindi solo nel 2019 avremo un acquisto di oltre 33 mezzi nuovi. Cercare di anticipare il cambiamento è uno dei percorsi attuabili. Significa intercettare in anticipo le evoluzioni dei singoli core business delle singole aziende per evitare la cosiddetta crisi d'impresa. Su questo tema, come dire, sono già spesi anche il legislatore, introducendo una sorta di obbligo per le aziende di avere un piano contro il rischio di crisi d'impresa. Consegnare alle generazioni future un mondo migliore deve essere un impegno condiviso. Io credo che si possa fare, ma il percorso sarà lungo e soprattutto bisogna remare tutti assieme, perché se poi le attività che vengono messe in campo oggi domani mattina vengono cancellati da chi ci sostituisce, probabilmente il percorso diventa lungo e complicato. Le best practice delle public utilities del Veneto sono un modello da esportare in tutto il paese. Yeah.